Il giorno della verità per Martellago e San Donà, chiamati a decidere chi sarà il loro nuovo sindaco. Nel comune del Milanese, che conta oltre 21.000 abitanti, si sfidano Monica Barbiero, 54 anni, insegnante di educazione musicale, ed Antonio Santoliquido, 51 anni, tecnico regionale. Al primo turno di 15 giorni fa, la candidata del centro-sinistra aveva raccolto oltre il 48% dei consensi, sfiorando per una differenza di soli 173 voti l'elezione diretta. Il candidato del Movimento 5 Stelle aveva invece totalizzato oltre il 17% dei consensi, conservando una distanza ragguardevole dagli altri avversari che inseguivano. A Sandona di Piave, che conta 42.000 abitanti, si affrontano invece Andrea Cereser, 46 anni, di professione veterinario, e Giansilvio Contarina, 52 anni, di professione architetto. Al primo turno di 15 giorni fa, il candidato del centro-sinistra aveva raccolto oltre il 47% dei consensi, sfiorando per una differenza di poche centinaia di voti l'elezione diretta. Il candidato del centrodestra si era fermato invece poco sopra il 30%, anche per effetto delle percentuali raccolte dagli outsider. Ora, sia a Martellago sia a San Donà, dove il 26 e 27 maggio si è registrata un'affluenza di poco superiore al 60%, si torna alle urne. Sezioni aperte domani dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Si parte dal risultato di 0-0. Chi vince diventa sindaco.